Ascoltatelo attentamente e poi lo andiamo a discutere insieme. Nel silenzio delle montagne liguri, tra le frequenze invisibili che attraversano il cielo, qualcuno forse ha risposto. È il 2024, zona tra Savona e Varazze. Davide Frino, radioamatore della Protezione Civile, sta facendo ciò che ama di più: ascoltare. Ascoltare le onde radio, quelle che collegano il mondo. Ma quella notte qualcosa cambia. Sulla frequenza improvvisamente compare un'anomalia, un segnale strano, mai registrato prima. Non è disturbo, non è interferenza conosciuta. È diverso e nello stesso momento, nel cielo sopra la zona, vengono segnalate strane sfere luminose. Oggetti che si muovono, si fermano, sembrano quasi osservare. Coincidenza? Frino registra tutto, analizza, ricontrolla. Quel segnale non dovrebbe esserci. E allora prende una decisione importante. Invia i dati al SETI, l'ente internazionale che studia possibili comunicazioni extraterrestri. Perché se quello che ha captato è reale, potrebbe non provenire dalla Terra. Non è la prima volta che l'umanità ascolta il cosmo, ma è raro, rarissimo che qualcosa sembri rispondere. E qui c'è di più. Il segnale compare proprio mentre nel cielo si manifestano oggetti non identificati. Due fenomeni, un unico momento. Un collegamento? O solo una coincidenza che la nostra mente non riesce ad accettare? Ancora oggi non esiste una risposta definitiva. Il segnale è in analisi, il mistero resta aperto, e allora la domanda è una sola. Davide Frino ha intercettato un semplice fenomeno sconosciuto oppure un messaggio? Oppure un tentativo di comunicazione? A voi la parola, anzi, a voi la scelta, a voi la risposta. Io non ce l'ho. Bene, allora, sei riuscita a sentire l'audio, Sabrina? Sì, sì, l'ho sentito, grazie. Allora, intanto facciamo un applauso a Davide Frino che è qui con noi. Ciao Davide. Allora, Sabrina, un caso come questo si archivia o si indaga? Ah no, ovvio che non si archivia, si deve indagare, perché l'obiettivo di un ricercatore è comprendere, non si può fermare di fronte a qualcosa che non si capisce, anzi è proprio lo stimolo per cercare di indagare di più. Non c'è nessuno che si avventuri in questo campo che a un certo punto dica: "Vabbè dai basta, mi accontento." No, devi arrivare fino in fondo anche se la strada è lunghissima e impervia. E quindi è un caso assolutamente da continuare a studiare, approfondire e con la speranza che arrivino prima o poi quelle risposte che anche tu stai attendendo.